Sindaco Perencin, oggi, martedì 30 giugno 2020, si chiude la partita delle aree PIP con il pagamento dell'ultima rata, la quarta. Vorremmo però capire se può farci una sintesi di questa lunghissima storia che ha una durata ventennale. Sì, questo è un contenzioso che è iniziato oltre 20 anni fa a seguito della realizzazione delle due aree PIP di Soligo e di Col San Martino. Il comune di Fara di Soligo allora decide di realizzare queste due aree industriali e espropria una serie di terreni a dei privati, a degli agricoltori, insomma, sia a Col San Martino che a Soligo. A seguito di questo ci sono stati degli accordi bonari e quindi molte persone hanno accettato l'esproprio dei loro terreni, altri invece non hanno accettato, e da lì è iniziato questo lunghissimo contenzioso fatto di innumerevoli cause, ricorsi e controcause che ha portato di fatto il comune a dover pagare queste cifre importanti che noi tutti abbiamo imparato purtroppo a conoscere. Diciamo che fin da subito, nel momento in cui noi abbiamo vinto le elezioni, ci siamo insediati, abbiamo affrontato la problematica, abbiamo lavorato giorno e notte proprio perché non avevamo neanche la tempistica per poter far altro, nel senso che avevamo un conto corrente bloccato già da diversi mesi, avevamo oltre 250.000 euro di fatture da pagare per la quale non avevamo versato un becco di un quattrino proprio perché avevamo il conto corrente pignorato. Il 19 di giugno ci sarebbe stato l'insediamento del commissario nel caso in cui non si fosse trovato un accordo per chiudere questo contenzioso. Fin da subito ci siamo mossi come avevamo promesso con entrambe le parti, quindi espropriati da un lato e assegnatari dall'altro. Siamo riusciti dopo 20 anni a mettere attorno a un tavolo amministrazione comunale, espropriati e anche dall'altro lato lotizzanti e a trovare la quadra su questo e a firmare quel famoso accordo che poi è stato ratificato il 16 settembre durante il Consiglio Comunale. È stato un anno molto impegnativo, è stato un anno molto difficile perché comunque noi ci eravamo impegnati a fare tutta una serie di bonifici e di pagamenti con delle rate ben prestabilite. Con quella di oggi andiamo definitivamente a chiudere quello che è stato poi sottoscritto a settembre, quindi l'accordo transattivo per la quale il Comune chiudeva la vertenza il 30 giugno del 2020. Posso dire che è stato un anno molto difficile, molto complesso, anche perché fra tutto questo ci siamo trovati a dover gestire anche la pandemia che ha sicuramente vincolato molto e ci ha anche preoccupato molto per quanto riguarda l'aspetto del versamento per le aziende, soprattutto perché poi una parte dei denari sono state versate anche dalle aziende, quindi dai lotizzanti, dagli industriali, dagli artigiani, che ringrazio per aver sempre rispettato i termini e per aver mantenuto fede a quelle che sono state le promesse che hanno visto poi la sottoscrizione dell'accordo. Però adesso possiamo dire definitivamente che abbiamo voltato pagina, nel senso che noi con oggi andiamo a chiudere con gli espropriati, che sono coloro i quali poi di fatto avanzavano, tra virgolette, questi soldi, e a mettere definitivamente fine a questo contenzioso. Allora, stiamo parlando di 4 rate, una prima a settembre, una in cui è stato versato il 40%, una seconda rata è stata versata il 31 di dicembre per quanto riguarda la quota del 20%, un'altra il 30 di aprile e l'ultima, sempre del 20%, e l'ultima del 30 di giugno, quindi di fatto oggi. Il totale sono oltre 11 milioni di euro. Con l'accordo transattivo di settembre abbiamo chiuso sui poco più di 9 milioni. Le rate che sono state poi formalizzate erano 4, l'ultima appunto che è stata pagata
Quest'oggi un'altra, la prima con il 40% al 30 di settembre, il 20% al 31/12/2019 e il 20% il 30 aprile del 2020, appunto come ho detto prima l'ultima oggi. Quindi sono state fatte 4 rate. Una delle cose che più si interrogano i cittadini è come è possibile che lei nel giro di pochi mesi, da quando è stato eletto, è riuscito a portare a termine questa complessa vicenda, mentre precedentemente, nella precedente amministrazione di cui lei faceva parte come assessore, non si è riusciti a trovare un punto di incontro o con gli espropriati o con i lottizzanti o con entrambi. Premesso che era una questione che andava risolta molto tempo prima, molti anni prima, perché trascinare le cose per così molti anni non ha assolutamente fatto bene a nessuno, credo che questa fosse sostanzialmente una questione di volontà, una volontà del vertice e quindi di chi governava la macchina amministrativa di voler mettere la parola fine e di voler chiudere questo contenzioso. Non con offerte buttate lì, non con proclami, non con sfuriate sui giornali, ma confrontandosi e mettendosi tutti allo stesso piano, perché alla fine questa cosa andava chiusa, sedendosi attorno a un tavolo, discutendone sicuramente, però mettendo da parte quelli che potevano essere i personalismi, quelli che potevano essere delle beghe vecchie, proprio perché di fondo non ha fatto bene a nessuno questo, non a caso oltre 20 anni di cause contenziosi. Noi abbiamo fin dal giorno del nostro insediamento convocato subito le parti, ci siamo seduti attorno a un tavolo, non dico che è stato facile, non è stato per nulla facile, però con la volontà e la determinazione abbiamo messo un punto fermo e da questo punto fermo oggi chiudiamo questo contenzioso. Beh, sicuramente mi sento di ringraziare tutta l'amministrazione comunale, i miei assessori, i miei consiglieri comunali, in particolare l'assessore al bilancio Emanuela Merotto, gli uffici del comune, l'avvocato, il segretario comunale, la dottoressa Bassani, tutta la popolazione perché di fondo ha aspettato e ha vissuto in prima persona in questi anni questo lungo e difficile contenzioso e poi ovviamente le controparti perché al di là di tutti gli aspetti, di tutti i contenziosi di questi anni posso dire che nell'ultimo anno c'è stato un proficuo rapporto di collaborazione perché da entrambe le parti si voleva veramente mettere fine a questa cosa, quindi mi sento davvero di ringraziare tutti, adesso far volta pagina, adesso ripartiamo su quello che non è stato fatto in questi anni perché di fondo c'è molto lavoro da dover impostare, qualcosa abbiamo già iniziato a farlo, però la strada è ancora lunga e noi ci metteremo tutto l'impegno e la determinazione che ci contraddistingue.